Caorle è una splendida isola del mare Adriatico a pochi chilometri da Venezia, con un porto peschereccio che si affaccia su uno dei centri storici più belli al mondo. Ogni giorno qui i pescatori rientrano con un carico di pesce dalla polpa particolarmente prelibata, grazie all'abbondanza di sostanze nutritive dell'Alto Adriatico che la rende particolarmente saporita. Seppie, cannocchie, calamari, sogliole, capesante, i deliziosi canestrelli bianchi e molto altro ancora sono i prodotti principali della cucina locale da gustare negli accoglienti ristoranti. Si tratta di una cucina semplice, che non usa spezie o condimenti eccessivi, proprio per non coprire il gusto naturalmente eccezionale del prodotto, da accompagnare con l'ottimo vino del vicino entroterra. A pochi chilometri da Caorle si trova la zona vinicola DOC Lison di Pramaggiore, terra del Raboso, del Refosco, del Cabernet, del Pinot Grigio, del Tokai Italico. Immersi in centinaia di ettari di vigneti, si possono visitare le storiche cantine locali, facendosi guidare dal personale esperto, felice di illustrarci le tecniche di invecchiamento e mantenimento del vino e farci degustare i loro prodotti migliori. Il percorso alla scoperta dell'enogastronomia di questo meraviglioso territorio continua seguendo le rive dell'Emene, fiume ricco di pesce che ancora oggi è alla base della cucina tipica locale, rappresentata dall'associazione Risto Lemene. Immersi nell'antica colonia romana Iulia Concordia, dove il tempo segue ritmi ormai lontani, si può assaporare la varietà incredibile di proposte culinarie locali. Il delizioso baccalà concordiese, il semplice ma gustoso riso e bisi, l'anguilla con gli amoi, l'eccezionale renga e molto altro, accompagnati da splendidi vini da assaporare sulle rive del fiume Lemene.